Pronto? Ciao caro, ti chiamavo per la trincia. Sì, Riscavatore. buongiorno. Buongiorno a te, è bello, sai? Non ho capito? No, diceva è bella assai, è bella assai. Ah, la trincia è bella Mi assai. piace assai. No, tu no, non ti conosci. Non sei un tipo Di mio. dove sei? Io sono di Napoli, Napoli città, però mi sono comprato un pezzo di terra vicino Pastorano. Ok, capo. A Capua. E mo praticamente che cosa è successo? Che io mi ci fatto fuori preventivo un pochettino per tutto il disboscamento, tutta la situazione così. Alla fine mi ha già appiccicato questo scemo la ditta e ha detto ma sai che c'è di nuovo? Visto che i soldi tengo me ne passa manca per usare sicci, ma mi accattato così e mi faccio tutto quanto a per me. E ovviamente un amico tecnico mi ha detto un po' le cose che devo comprare. E c'è sta pure sta trincia, però non ha capito alla fine a che mi serve. La trincia serve per pulire l'erba. Lo so, e io so, però eventualmente, ma voi fate anche un corso, mi fai pure vedere come si usa. E voi ce l'avete lo scavatore? No, non lo so, si può è tra le cose che mi ha detto di comprare. Tu lo scavatore dovete comprare. No, ma ci ha accattato cose, ma ci ha accattato un bobochetto, ma ci ha accattato pure un caterpillar, voglio sapere niente, accetta tutto st'albero frascito intero. È semplicemente per un motivo, guarda amico mio, Luigi, giusto leggo qua che ti chiami? Luigi, Gigi, la verità è una sola, che la gente ha da capire che è solo valga per cieno. Lo so. E stu scurnacchiata la ditta, ha da passare qua fuori, ma dovrei faticare a come passa, che cambiano la ditta, c'ha già Luca in faccia, cornuto! E capite, si nu cornuto, perché guarda che mi sto facendo così. Non è semplice. Dimmi, lo so Luigi. Vi avranno chiesto tanto per fare questo lavoro, perché non è semplice. Gigi, io lo so, ma non è che ne voglio spendere, perché secondo me accattandomi tutta sta roba, frate, va che spendere 10 voto tanto. Questo è sicuro. Però per quello che mi riguarda, il principio è fondamentale. Se tu vieni vicino a me e mi fai un preventivo, mo parla a Mahom, no? Sì. Se tu mi dici tot, e poi quando siamo pronti a firmare mi dici no, io poi mi ero scordato che vicino a tot sta tot, più tot, più tot e più tot, no? Ma ho fatto rano un agricoltore, non l'avete trovato? Ma ti devo dire la verità, io sfizio mio, proprio ci fa avere a chiste, che io posso fare solo appena vedi che passava, perché chi sta proprio vicino alla terra amica, ci dice cornuta! Tu sei un cornuta! E ci fa pure ecco, perché poi si mi da finire veramente malamente, come si usa a dire quasi a pisce fatina. Sì, vabbè, noi siamo campani, è logico che siamo ma così. Io non sono nervoso. Ma l'orgoglio prima di tutto. Guarda Gigi, solo per come stai parlando, a mano a te mi voglio accattare cose. Ma io ne vengo quello che volete voi. Gigi, allora ti dico una cosa, tu mostri la trincia scavatrice lei mi sa 1550. Io già solo perché se te ne voglio dare 2000, perché la gente non ha da capire che non è un problema i soldi. Però mi era una mano a trovare tutto il resto di cose, perché appena vedo che chi c'ha già Luca cornuta! Ce l'ha già dice non fa, ma da avere con tutti i macchinari nuovi. Ma anzi sai che già fa Gigi? Ma già fa una ditta parallela, tale e quale la sua. Vuoi fare una cosa, vuoi fare il socio, credimi, mi caccia tutti i soldi. Ma io a sto cornuto c'ha già fare caso un meglio rischio. Lo so. Io non c'ho il tempo per fare queste cose, perché c'è un altro lavoro. Vabbè Gigi, hai capito, però sei una brava persona. Sei una brava persona. Sì, e allora sai che ti dico, Gigi, quando è vero Dio, io vengo. Tu dove stai preciso? A Caianillo mi pare per il campo. Sì, vicino a Venezia. Io vengo sempre a Caianillo, non è bello. Io vengo a Vairano Patenora. Ok, Vairano Patenora. Perfetto. Io vi posso dare un regalo di un amico mio a Vairano Patenora. Facciamo una bella cosa. Io mo ti chiamo in dopo pomeriggio, mi organizzo un attimo con il camion, perché la prima cosa già accattato un camion enorme, senza sapere manco se mi serviva. Quando è stata ieri sono sceso e mi ha già accattato un tiro. Non tenevo manca la patente, lo sai perché? Perché era passata innanzi a ditta e chi sta c'era a dicere cornuto, un camion che ci ha accattato, cornuto! E ci ha fatto pure un segno del corno, Gigi, ce l'ha fatto proprio. E stavo pure la moglie vicina, la moglie arriva, forse per il tempo. Comunque questi poi sono problemi. Non vi conosco, non vi conosco, non so cosa fate e che cosa volete fare con questo terreno. No, vabbè, io ti dico la verità, io mi organizzo un attimo, ti chiamo oggi, ti dico se riesco a venirmi a pigliare questa cosa, già ti sto recando troppo disturbo, anzi ti chiedo perdono per lo sfogo che ho avuto, perché che mica mi era per mettere di parlare così con te, però chi è troppo non cornuto. Allora io ti chiamo oggi, se riesco a organizzarmi, pigliamo appuntamento e mi venire a pigliare sta cosa che non ci manca credo. Però un'amica mi ha detto che mi serve.
E allora io già passava praticamente, ce l'ha già mettere a naso all'occhio, già dice cornuto. Guarda, la trice scavata. Vabbè, ma tutta questa cosa, sì che volete comprare, a me fa piacere che volete comprare, per noi contate i soldi io sto a posto. Certo. Il problema è che voi se ve l'affittate tutta sta roba spendete molto di meno. No, io sono nome i principi, me la già accattata. C'ha già fa proprio un marchio mia coppa a fuoco, c'ha già fa perché chi lo cornuto. Cornuto! Comunque Gigi, quando è oggi ti chiamo, prendiamo appuntamento, magari ti chiedo la cortesia di perdere 10 minuti con me, giusto per vedere se la lista che mi ha fatto sta amica sono cose che mi servono, allora io posso accattare eventualmente mi dai il numero di un amico. Come volevo fare tu. Sì, però poi io non sono disponibile. No, non ti preoccupare, sabato, Gigi, ti sto dicendo, non ti preoccupare, io ti chiamo oggi e chiamo appuntamento quando sei libero tu, perché tanto tengo i soldi, non tengo niente da fare, mi paga a mangiare. Anzi, oggi sai che faccio? Oggi me ne vado vicino a tutti i Teresi, in coppa mare. Vabbè, quando uno a mangiare con me sei benvenuto, che Gigi si sente che sei una brava persona, no? Con me chi sto corno, Carno, sta passando qua, aspetta un attimo, Carno, sto un telefono per come si corno. Vabbè Gigi, adesso ti devo lasciare, è stato un piacere parlare con te, grazie di cuore. Ma devo andare un attimo a fianco a questo cornuto, c'ha già Luca 3 botti in d'orecchio che è cornuto. Buona giornata. Me la vedo io. Poi se ti vuoi accodare per telefono ti metti in viva voce e tu ci dici cornuto. Vabbè. Non mi preoccupare. Bravo, ma pure mezza voto per darmi manforte. Sì, vabbè. Quindi ti abbraccio forte Gigi, sei una bella persona. Grazie di cuore. Grazie. State buoni. Ciao.